Forse potremmo dire 30 anni, ma non li sentiamo, perché dopo tanti anni di esperienza nel mondo dei trapianti, quindi nel mondo dei tessuti, ci stiamo avventurando in quello che è verosimilmente il futuro prossimo venturo, e cioè la terapia cellulare. Quindi il mondo dei trapianti sempre più si integrerà con un approccio per cui invece di usare tessuti spesso si usano singole cellule che spesso appartengono allo stesso malato che vogliamo curare, e in questo ambito stiamo anche entrando nel mondo delle malattie della retina, che per noi rappresenta uno stimolo importante e una grossa novità. Che significato assume oggi questo incontro con il governatore del Veneto? Beh, è un significato istituzionale, ma se permette anche personale, perché 30 anni non sono pochi, racchiudono quasi tutta la mia esperienza professionale e mi fanno venire in mente il mio primo incontro con il professor Giovanni Rama, in cui mi ha fatto intuire quella che era la sua visione. Su quella visione stiamo ancora lavorando ed è quello che spero di riuscire a trasmettere al governatore, che appartiene a una classe politica giovane e che ha bisogno di recepire questa visione per aiutarci a portarla avanti. La Fondazione Banca degli Occhi a me piace pensare che sia un piccolo laboratorio esperienziale in cui coltiviamo 3 valori fondamentali, che è il dono, perché qui esistiamo perché ci sono donazioni, famiglie che mettono a disposizione i tessuti dei loro cari, la cura, quindi la preparazione dei tessuti per i trapianti e l'assistenza a pazienti che hanno gravi malattie degli occhi, quindi che necessitano di terapie particolari, e il terzo valore fondamentale che ci guida è la ricerca. Credo che la nostra peculiarità sia quella di avere questi 3 valori concentrati in un unico posto. Qual è la grande speranza per il futuro? Beh, in questo momento direi la cura di alcune gravi malattie della retina sarebbe auspicabile, perché per diverse ragioni, fra le quali non è estraneo anche l'allungamento della speranza di vita, alcune malattie degenerative della retina stanno diventando epidemiologicamente importanti, e riuscire a mantenere una buona visione anche nelle fasi avanzate dell'età rappresenta un ingrediente fondamentale per una buona qualità della vita.